Oggi, giornata della Shoah in memoria, l'Istituto Anna Frank organizza online un evento proprio per non dimenticare. Preside, qual è l'iniziativa che state facendo in collaborazione anche con le altre sedi distaccate dell'Istituto? Stiamo cercando di fare in modo che il giorno della memoria rimanga un appuntamento significativo per la nostra scuola anche in questo momento di difficoltà legata alla pandemia. Abbiamo organizzato un evento online che è tuttora in corso, come si può vedere, che coinvolge tutti gli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado e quelli delle classi quarte e quinte della scuola primaria. Abbiamo preparato, insieme ovviamente agli insegnanti, una serie di poesie, canti, lettere dei protagonisti della Shoah da condividere insieme per una riflessione comune. Ho detto agli studenti in apertura che non serve solamente ricordare per ricordare, perché certamente la memoria già di per sé è importante e di rilievo, ma questo ricordo deve servire come monito per essere capaci di compiere azioni che siano rispettose, che siano solidali, che tengano in considerazione prima di tutto il valore della persona umana. Ed è con questi sentimenti che ci siamo apprestati a celebrare il giorno della memoria in questo istituto che è dedicato ad Anna Frank e che comunque ha ormai sviluppato una tradizione per garantire alle nuove generazioni un'occasione di autentica e rinnovata riflessione sul senso della Shoah e sul senso della necessità di costruire meglio le comunità degli uomini. Ecco, questo le fa onore sicuramente, dico, nonostante la pandemia, nonostante le tante difficoltà, ecco, è importante organizzare questi eventi anche online. Sì, è importante perché siamo tutti assieme in questo momento, tutte le classi che sono coinvolte stanno celebrando insieme e quindi devono capire anche il valore di essere parte attiva di un istituto. Questo spero che aiuti a sviluppare il senso di appartenenza, l'identità della scuola e a rafforzare quella che è la sua mission per educare le nuove generazioni in maniera attiva e consapevole. Io mi auguro che questa esperienza poi diventi anche l'occasione per i ragazzi per parlarne a casa, per discutere con i loro genitori e che contribuiranno certamente alla nostra azione educativa, facendo riflettere i ragazzi sulla gravità di quello che è accaduto e sulla necessità che ognuno di noi si faccia parte attiva per costruire una comunità di uomini e donne che sia a misura di persona.